Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati in diretta con Antena 3. Ancora speravamo che non lo fosse, ma una giornata difficile, molto difficile, con il Veneto che ha il fiato sospeso guardando i grandi fiumi della nostra regione, in particolar modo il Piave. Tra poco vi aggiorniamo, sapete che a nord-est ci sono state 2 vittime. Ieri sera vi abbiamo raccontato della morte di un 49enne padovano, Sandro Pompolani, e c'è stata una vittima anche nel vicino Friuli. Purtroppo l'allarme è diventato quello del vento e quindi della caduta degli alberi che hanno causato grandi problemi su tutta la nostra regione. Anche oggi continuiamo con questa lunga diretta proprio perché ci sono sviluppi degli ultimi minuti. Adesso c'è la piena del Piave, era prevista alle 10, quindi sapete che è un po' complicato anche calcolare, ma si sta ingrossando, le immagini sono impressionanti e tra poco le vedremo. C'è il rischio esondazione del Piave, tra l'altro proprio nella zona in cui ci troviamo noi, San Biagio di Callalta. È stato chiuso il ponte. Il sindaco Cappelletto di San Biagio, che adesso cercheremo di contattare, ha consigliato ai residenti, a tutti, ha avvertito spostatevi ai piani alti. Questa ovviamente è una notizia che preoccupa. Stiamo per collegarci con Marta Marangon e Nicola Marcato proprio per capire. Chiusa la postumia, ci sono alcuni residenti anche prigionieri degli allagamenti, e questo maltempo che vedete anche dalle pagine dei quotidiani online fa tremare ancora una volta il nostro territorio. Il Genio Militare di Trento è stato mobilitato nella notte per dare supporto al Veneto colpito dal maltempo. Comincia già da stamattina a operare nel Bellunese, gravemente colpito da pioggia e vento nelle ultime 48 ore. Nello stesso tempo attivate anche le colonne di protezione civile da Lombardia, Marche, Piemonte, Emilia Romagna, e questo l'esito della videoconferenza che l'unità di crisi del Veneto ha avuto ieri sera con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e con altre regioni italiane. In mattinata, tra meno di un'ora, ormai poco più, il governatore Luca Zaia sarà in conferenza stampa ancora una volta a Marghera per aggiornare sulla situazione di un Veneto ferito pesantemente. Dobbiamo tra poco raccontarvi anche di 2 ulteriori fake news. Purtroppo ieri il nostro lavoro è stato quello anche di mostrarvi come si deve fare informazione seriamente e come bisogna arginare allo stesso tempo quando ci sono queste emergenze, ed è il caso di dirlo, molti imbecilli che diffondono notizie allarmanti e che in casi come questi, tutti ci ricordiamo cosa è successo a Torino, possono avere degli effetti devastanti. È inutile di utilizzare un'espressione diversa da questo. Ieri qualche imbecille diceva che stavano per far saltare un argine del Muson. Ovviamente è una stupidaggine, quindi non condividete queste stupidaggini. Da questa mattina gira un messaggio audio che è una cosa allucinante, che fa riferimento a un nome preciso della protezione civile, che c'è ovviamente e che è pronto a querelare chi abbia diffuso questo messaggio audio. Allora, abbiamo il governatore Luca Zaia al telefono. Presidente, buongiorno e grazie. Scusi se la disturbiamo, so che tra poco ci sarà il vertice. La preoccupazione soprattutto adesso è per il Piave? Buongiorno, sì, per il Piave ci attendiamo ovviamente il passaggio dell'onda di piena a Ponte di Piave. Si parla di oltre 2.500 metri cubi al secondo di acqua, ripeto 2.500 metri cubi al secondo di acqua, e incrociamo le dita, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Ringrazio i volontari, protezione civile, cittadini, tutti quelli che ci sono adoperati. Ovviamente le case nella Golena sono già sgombre e adesso c'è il punto critico, è lì, l'Adige, anche l'Adige avrà il suo passaggio, però la parte che ci preoccupa adesso è quella del Piave.
Dall'altro devo dire che il rilievo a Segusino ci dà ovviamente minor passaggio d'acqua, per cui vuol dire che l'onda di piena sta venendo in giù. E restano poi i danni in mani in provincia di Belluno, che è attualmente ancora isolata, 160.000 utenze elettriche senza corrente elettrica, il morto e la devastazione totale. Abbiamo detto della chiusura del ponte di Piave di San Biagio di Callalta, qui tra l'altro, no? Quindi è vero, c'è l'appello anche del sindaco a salire ai piani alti delle case. Ci dobbiamo preparare al peggio, Presidente? Guardi, bisogna sempre essere prudenti. Intanto tutti i turisti delle disgrazie se ne stiano a casa, non vengano a rompere le scatole e intralciare il traffico, perché non abbiamo bisogno di gente che non fa nulla se non filmare il Piave in piena. Noi abbiamo i dati, guardiamo i modelli matematici e fino ad ora non ci hanno tradito. Se voglio, me lo lasci dire, 2 giorni fa mi davano del pazzo perché avevo chiesto di chiudere le scuole, avevo chiesto di sospendere la caccia, avevo chiesto di intervento della Protezione Civile Nazionale. Alla fine abbiamo visto che gli algoritmi e le previsioni fatte dei Veneti hanno funzionato. Adesso il dato del modello ci dice che la piena sarà importante. Potrebbe essere che tra Cima, nella zona Ponte di Piave e Benson, speriamo di no, ci vuole anche un po' di fortuna, perché poi capisce che i modelli, la tracimazione avviene per un pelo d'acqua, non Certo. è che saranno metri d'acqua. Cercheremo di essere lì a vigilare, comunque siamo pronti a tutto. Senta Presidente, la lasciamo davvero subito, grazie per queste informazioni, però una cosa vorremmo chiederle: mai come in queste ore abbiamo visto e raccontato e smentito le fake news che circolavano, ce ne sono veramente di incredibili. Ma perché è pieno di lazzaroni in giro, sono dei coglioni, gente che non ha niente da fare tutto il giorno. Basta così, devo continuare. No, direi che è stato abbastanza guardi, chiaro. noi non abbiamo tempo da perdere con questi lazzaroni, gente che va a dare informazioni sbagliate, che crea il panico, gente che non sa neanche dove sta di casa, cioè c'è da vergognarsi a fare queste robe. Posso capire un ragazzo che dice la scuola domani è chiusa invece è aperta, perché vabbè, fa parte della goliardia, ma c'è gente veramente che ha diffuso audio con informazioni di evacuazioni, Esatto, di ospedali, robe che non esistono. No, guardi che in questo momento c'è una voce che gira e che secondo queste persone arriverebbe dal comune l'intenzione di far brillare il ponte di Piave. Cioè rendiamoci conto delle stupidaggini, delle gravità e, come dice lei, della coglionaggine di queste persone e i rischi che può portare. Intanto le annuncio che noi comunque, io firmerò una denuncia contro i ignoti, contro tutte queste puttanate. Dopodiché basta che ne becco uno e quello si pente tutta la vita di aver fatto sta roba. Presidente, è stato chiarissimo. Ci rivediamo tra un'ora quando sarà in diretta per la conferenza stampa. Grazie a Luca Zaia, grazie, buon lavoro. Grazie per quello che avete fatto. Grazie, buona giornata. Allora, direi che è stato molto chiaro il Presidente della Regione, Luca Zaia, lo avete sentito, arrabbiatissimo, ha definito coglioni quelli che diffondono, mi perdonerete ma è una citazione, quelli che diffondono queste notizie. Qui sono le immagini di Feltre, questa notte, lo ricordate, quando appunto eravamo ancora in diretta insieme a Tiziana Bolognani e Nicola Marcato, là proprio sul luogo della tragedia di fatto, perché pochi metri da qui c'è l'auto del 49enne padovano che è stata travolta da un albero. Questa che vedete invece è una Panda a bordo della quale si trovava un'anziana e che è rimasta ferita dalla caduta di un altro platano. Cercavo una notizia che si è appresa soltanto pochi minuti fa. Ci sarebbe un disperso a Falcade, altre 2 persone, una donna e un ragazzo, sono stati rintracciati stamattina, per fortuna stanno bene. La prima è a Gordino, il secondo a Venas di Cadore. Voglio capire se possiamo collegarci con Marta, cosa stiamo aspettando? Nicola, fammi sapere, ti prego, perché i nostri telespettatori vogliono e devono vedere il Piave, in che condizioni è in questo momento, e so che le parole utilizzate proprio da Marta, con la quale ci collegheremo tra poco, l'espressione è stata impressionante, quindi questo è quello che ci ha detto Marta Marangon, che sta per collegarsi con noi. Avete sentito, ora bisogna solo attendere, è stato fatto di tutto, ha detto il governatore Luca Zaia. Queste ancora le immagini girate nella notte a Feltre, là dove si è abbattuta
la tromba d'aria di fatto ed è uno scenario spettrale, una città deserta per condizioni meteo avverse, ed è poco definirle tali, ma ovviamente quello che ha agitato la giornata di ieri è stato lo shock per la morte di una persona. Vedo Marta, allora credo sul ponte. Marta, se ci senti, vai, facci vedere il Piave, ho visto... Su Antenna. Ecco, andiamo Marta, sei con noi, non rispondere al telefono, ecco, perfetto, vai, raccontaci cosa sta succedendo, Marta. Ancora no, forse non l'abbiamo ibridata. E allora è pronta, quindi quasi, almeno da quel che vediamo, il ponte ovviamente è chiuso, riusciamo, almeno facciamo vedere ai ragazzi le immagini, anche se sono sporche non importa, però sono le prime che mostriamo ed è importantissimo raccontare quello che sta succedendo. Marta, se mi senti vai pure quando credi, questo è appunto l'area, come dicevamo. Allora, vediamo, allora ancora aspettiamo qualche istante. Un team con il personale del Dipartimento di Protezione Civile è in partenza per il Veneto per supportare, vi dicevamo ancora chiusa la Postumia, ci sono diversi allagamenti, abbiamo sentito dalla viva voce del governatore Luca Zaia che portata ha in questo momento il Piave, anche l'Adige nel Veronese è cresciuto nella notte, quindi c'è apprensione anche in quell'area. È un bilancio grave ovviamente quello del passaggio dell'ondata di maltempo a nord-est, alla faccia di chi ironizzava e chi credeva che questa enorme macchina dell'emergenza fosse eccessiva. Allora Marta, mi senti? Vai pure, raccontaci tutto quello che vedi. So e ho detto poco fa che tu hai definito impressionante il Piave. Marta, dai, che andiamo. Sei in onda. Sei in onda. Non sento niente. Vai Marta! Da Ponte di Piave, buongiorno, ben ritrovati. Noi siamo qui sul ponte, la viabilità è stata bloccata, per cui la Postumia è chiusa e tutta la Callalta è completamente bloccata. La provincia di Treviso è divisa in due da questo ponte, lo vedete alle mie spalle. Qui c'è il ponte ferroviario, quello che sta riprendendo adesso il collega Nicola Marcato, dove il livello dell'acqua è arrivato veramente al limite. Ormai non c'è più luce, ci hanno spiegato i tecnici, tra il livello dell'acqua e il fiume, per cui l'allerta è massima. Come vedete, sopra il ponte ferroviario, naturalmente interdetto alla circolazione, ci sono i vigili del fuoco, ci sono i tecnici del genio civile, i responsabili della protezione civile e l'esercito che stanno monitorando minuto per minuto la situazione. Il rischio più grande è quello naturalmente che l'acqua salga ancora, la piena è prevista proprio in questi minuti e che quindi il ponte ferroviario faccia, come dire, da tappo al deflusso delle acque che in questi minuti sono veramente altissime, alte proprio in maniera mai vista da queste parti. Qui come vedete l'area golenale è completamente allagata, arrivando sul posto, ecco Nicola sta riprendendo, abbiamo visto decine e decine di case, le vedete sullo sfondo di quest'area, che sono completamente sommerse, praticamente l'acqua arriva oltre il primo piano, addirittura alcune sono sotto fino quasi al tetto e sono centinaia le famiglie che sono state evacuate nel corso della notte da tutta quest'area. Sono minuti quindi molto concitati, ovviamente, perché si attende l'evolversi della situazione. C'è anche preoccupazione per la parte più bassa del fiume. Questa mattina si sono aperti diversi fontanazzi, ci diceva poco fa il presidente del consorzio di bonifica Sergio Romano, fontanazzi sull'argine nell'area di Zenson di Piave, quindi man mano che la piena scende ovviamente anche quella è una grossa preoccupazione. Altra preoccupazione poi è quella del mare. Fortunatamente il forte vento di scirocco che ha soffiato su tutta
la nostra regione a partire da ieri pomeriggio al momento si è fermato. Si tratta quindi di capire se nelle prossime ore il mare riceverà la piena che sta per arrivare da parte del fiume. Ecco, qui alle nostre spalle vedete sta partendo un drone, è il drone dei Vigili del Fuoco del nucleo SAPR, un nucleo proprio specializzato in collaborazione, ci hanno spiegato poco fa, con l'aeronautica militare che sta appunto monitorando dall'alto il livello del fiume. Ecco, Nicola, spostiamoci, sta arrivando un mezzo dei Vigili del Fuoco, qui come vedete è un via vai continuo. È un via vai continuo di mezzi dei Vigili del Fuoco, soprattutto di mezzi anfibi. Più indietro, prima di arrivare qui nell'area golenale, abbiamo visto moltissimi gommoni con i quali appunto i Vigili del Fuoco hanno messo in salvo anche alcune persone e stanno comunque tenendo monitorato il livello delle acque. Ferdinando, io non so se tu riesci a sentirmi. Io non lo so. Non ti sento, se avete delle domande da studio. No, allora se puoi riferire anche a Nicola, vorrei, io credo forse voi non potete stare eccessivamente vicino alle sponde, immagino, anche per una questione di sicurezza, ve lo diranno gli uomini della protezione civile e gli uomini dei Vigili del Fuoco. Io vorrei che stessimo lì insieme a voi per raccontare minuto dopo minuto, perché è in corso la piena, lo abbiamo sentito proprio dal governatore Luca Zaia, che portata immensa che ha il grande fiume, e allora dobbiamo continuare a documentare, a raccontare, a far vedere quello che succede. Ci ha detto potrebbe eventualmente, questo è l'augurio che non accada, dovesse esondare a Ponte di Piave, a Zensone, insomma questo ancora non lo possiamo dire, ma io ti pregherei di raccontare da lì. Dobbiamo far vedere a tutti i telespettatori di Antena 3 in questo momento quella che è l'emergenza principe, cioè il Piave. Quindi Marta, continua a raccontarci da quell'area quello che vedi tu. Ecco, quello che vedo è quello che vedete anche voi in questo momento, perché qui sono minuti e saranno probabilmente quarti d'ora e ore di grande apprensione, perché si attende appunto di capire quella che sarà l'evoluzione della piena del fiume. Uno dei punti insomma più a rischio è proprio questo, perché appunto qui ci sono i due ponti, quello stradale e quello ferroviario che appunto avete visto, quello ferroviario che ormai praticamente è sotto, l'acqua è arrivata a livello delle arcate. Dovesse salire, e stiamo parlando proprio veramente di poco, di pochissimi centimetri, il ponte farebbe da diga, praticamente da tappo, e quindi la situazione sarebbe veramente allarmante. Per quanto riguarda invece il ponte stradale, quello sul quale noi ora ci troviamo in questo momento, il limite rispetto alle arcate, ci hanno detto proprio pochi istanti fa gli agenti della polizia, che stanno con degli appositi strumenti monitorando il livello delle acque, l'altezza dell'acqua è a circa 1,5 metri, quindi a 1,5 metri dalle arcate massime del ponte. Naturalmente però quello che preoccupa in questo momento è il ponte ferroviario. Vedete quel signore con la tuta blu, con la maglia blu, credo che Nicola lo stia riprendendo, è il responsabile delle operazioni. Abbiamo cercato di intervistarlo, ma ci ha detto che al momento non si sente di rilasciare alcuna dichiarazione. Ci vorrà ancora almeno una mezz'oretta, perché qualsiasi affermazione, qualsiasi dichiarazione in questo momento potrebbe essere superata dai fatti, nel senso che si sta attendendo con grande ansia l'evolversi della situazione e l'arrivo della portata. L'onda di piena ormai è arrivata e si tratta di capire
quanto durerà e quanto ci metterà l'acqua a defluire, perché come dicevamo il grosso problema è quello del mare, che con queste condizioni climatiche non riesce o comunque fatica a ricevere l'acqua del fiume, e quindi anche lì si potrebbe creare un tappo che respinge indietro l'acqua, impedendo quindi alla piena di defluire in questo modo. Quindi anche se l'onda di piena è passata, l'acqua che continua ad arrivare copiosissima a livelli impressionanti dalla montagna porterebbe il livello a salire ulteriormente. Da quello che possiamo vedere noi da qui con occhi diciamo da inesperti, naturalmente il livello sembra in questo momento stazionario. Nella mezz'ora nella quale noi siamo stati qui ci sembra di vedere che il livello dell'acqua sia rimasto stabile, quindi io mi auguro che questa naturalmente sia una buona notizia. Quel che è certo è comunque che le immagini del fiume visto così sono davvero impressionanti. Ecco, noi adesso stiamo attendendo che atterri questo drone dei vigili del fuoco, con il quale vedete stanno appunto monitorando nel dettaglio proprio il corso dell'acqua, così ci racconteranno anche come funziona questo sistema di rilevazione. Naturalmente finché stanno volando non possiamo disturbarli, ci hanno detto, è chiaro, non possiamo interrompere le operazioni, che sono anche come dire delicate, perché loro stanno registrando tutti i dati che vengono forniti dal drone. Altra questione è quella della viabilità, perché ovviamente essendo chiuso il ponte chiaramente tutta la viabilità di questa parte della provincia di Treviso è bloccata, di fatto arrivando a partire da San Biagio all'altezza di Fagarè praticamente gli uomini della protezione civile, gli agenti della polizia stradale bloccano ovviamente le auto in arrivo, li fanno ritornare indietro, a parte quelle che sono dirette diciamo al centro abitato di Fagarè, ma non oltre, perché appunto sarebbe anche troppo pericoloso. C'è anche qualche residente da una parte all'altra del ponte. Poco fa c'era un signore in bicicletta che cercava di passare. È chiaro che naturalmente vengono tutti bloccati, perché in questo momento la pericolosità è massima, è estrema, quindi attualmente qui la situazione è questa, è una situazione di grande attesa. Forse li vedete nelle immagini del collega Nicola Marcato, ci sono anche altre troupe televisive, canali nazionali. In questo momento gli occhi dell'Italia intera sono appunto sul Piave, proprio perché in questo momento, qualora dovesse verificarsi il peggiore degli scenari, e ovviamente tutti sperano di no, la situazione potrebbe essere davvero molto grave, quindi potrebbero, come prospettava, come ipotizzava anche ieri il governatore Zaia, verificarsi situazioni analoghe a quelle della drammatica alluvione del 1966. Quindi per il momento ecco, la situazione è questa. Magari se Nicola mi segue proviamo un attimino a spostarci, vediamo se riusciamo, nell'attesa che atterri il drone, che quindi gli uomini dei vigili del fuoco possano in qualche modo raccontarci anche come evolve la situazione dall'alto, quindi dal loro punto di vista. Vediamo se anche sul fronte della viabilità c'è, ecco qui come vedete ci sono volanti della polizia, ci sono i carabinieri, ci sono gli uomini della polizia locale di San Biagio di Callalta e di Ponte di Piave e di Zenson di Piave, perché questo è un consorzio di polizia locale, che stanno monitorando il traffico e quindi la situazione dal punto di vista della viabilità. Posso disturbarla? Antena 3, siamo in diretta, buongiorno, per fare il punto per quanto riguarda la viabilità. Ecco, se vuole girarsi a favore della telecamera. Il ponte quindi è stato chiuso attualmente in zona... è stato chiuso, una deviazione a Fagarè della Battaglia in via Baracca,
e c'è confusione, però non c'erano alternative. Un'altra poi è stata chiusa a Ponte di Piave e basta. Quindi attualmente i veicoli dove vengono deviati? Per attraversare il Piave in questo momento dove si deve andare? O la deviano per San Donà o per Cavrie, Breda, Maserata e Cimadolmo. Quindi i due ponti attualmente aperti sono Maserada e San Donà di Piave per quanto riguarda appunto questa Che ho io sì, quei due ponti lì sì. Avete notizie di ingorghi, di traffico bloccato? Il traffico è sempre importante su questa arteria qui e con pazienza da qualche parte si passa, soluzioni non ce ne sono. Per il momento è così. Marta? Avete un'ipotesi di quanto possa durare questa chiusura? Non ho idea, io non ho la minima idea. Marta, mi Grazie, senti? grazie mille, buon lavoro. Ecco, quindi come avete sentito? Sì, Allora, ti sento Marta, Ferdinando. solo qualche istante. L'ultima cosa, poi magari ti liberiamo per qualche minuto proprio per dare altri aggiornamenti. Hai capito a cosa serve il drone? Cioè ti hanno spiegato che serve per controllare la corrente di fatto. Noi diciamo memoria di quel che abbiamo seguito per esempio nel 2010, cioè è importante capire se in questo momento l'acqua corre verso il mare, ovviamente. È fondamentale perché questo implica un passaggio per quanto rapido, per quanto impetuoso, ma continuo. Se invece sale, ovviamente significa che il mare riceve poco, c'è meno corrente e quindi inevitabilmente continuerà a salire. Guardando soprattutto la parte centrale del corso del Piave, cosa ti sembra? C'è una corrente, non mi sembra fortissima però, vero? Ma non sembra fortissima, però ti ripeto, qui essendo allagate completamente tutte le aree golenali, il fiume, diciamo, la portata del fiume si è diluita in un'area enorme, perché prima di arrivare qui a quello che è, diciamo, il corso, tra virgolette, tradizionale del fiume, come dire, l'acqua ha potuto inondare tutte le golene che fanno da bacino, Sì. da bacino di espansione e quindi ovviamente in questo punto la corrente non è così forte come si può vedere in altri punti del fiume. Quello che appunto è certo è che si attendono questi minuti proprio per capire, Certo. insomma, Allora, Marta, se ci il mare risentiamo tra riceve, per poco. capire. Ci risentiamo tra poco. Sì, va e adesso vediamo, grazie a Marta Marangon, Nicola Marcato, chiedo appunto anche a Nicola Zanetti, ringraziando ovviamente Roberto Durigoni, Italo Morao, Alessandro Granziera che stanno seguendo la diretta in questo momento, se possiamo collegarci magari con Tiziana Bolognani o il sindaco di San Biagio per avere ulteriori informazioni anche da lui. Intanto Italo ti chiedo il tablet, questo è un altro video che ci hanno inviato, sapete che ieri tutti i telespettatori di Antena 3 ci hanno aiutato per raccontare cosa succede. Togliamo l'audio Marta, questo è il Piave Nervesa della battaglia, vedo dalle immagini che ci invia questo telespettatore di cui tra poco vi dirò il nome. Sono immagini impressionanti davvero e qui sì la corrente è forte come vedete rispetto magari alla parte che è qui vicina a noi. Il Piave in piena stamattina a Nervesa, Alessandro Bigolin ci scrive questo, ecco vedete abbiamo già un sacco di messaggi, ancora Lorenzo Violin, il Piave veramente pieno, sono andato prima a vedere, ecco però evitiamo eventuali rischi come ha detto anche il governatore Luca Zaia. Federico Rosani ci manda un altro video, a Fossalta di Piave ogni 10 minuti sale di 1 centimetro circa, la situazione peggiora a Fossalta, questo ci scrive, vediamo le immagini insieme, eccole qua. Fossalta di Piave, questo sono un video brevissimo di Federico Rosani, vi ricordo appunto ancora potete inviarci altri video e aggiornamenti se avete voglia. Io vi ricordo che sono le 11:20, tra pochissimo seguiremo in diretta il governatore Luca Zaia che abbiamo sentito
all'inizio di questa nuova edizione straordinaria. Anche oggi siamo pronti, come vedete, a stravolgere il palinsesto di Antena 3 per assicurarvi l'informazione e seguire insieme ai nostri inviati quello che succede, quello che purtroppo ancora questa giornata racconterà. Fammi sapere, Nicola, quando la telefonata e cosa accadrà. Tra poco, quindi alle 12, sentiremo il governatore Luca Zaia e anche il capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli, che saranno insieme a Marghera per fare il punto, un po' ce lo ha anticipato Zaia proprio in diretta ad Antena 3, di quella che è la situazione nella nostra regione. Adige e Piave preoccupano in particolar modo, lo avete sentito, la piena del Bacchiglione soprattutto a Padova arriverà soltanto nelle prossime ore e lo sappiamo. È vero che in questo momento bisogna evitare il turismo, lo ha definito pesantemente il governatore Zaia, così come più pesantemente ha definito quei totali imbecilli che diffondono le fake news in questo momento. Cosa era quell'audio? Poi, Nicola, lo possiamo far sentire anche? Ce l'abbiamo preparato, mi pare, il falso annuncio, se ce l'hai poi lo sentiamo, perché appunto veniva diffuso questo falso annuncio di un'evacuazione, addirittura era un messaggio audio di un'evacuazione di alcune zone facendo nome e cognome di chi sarebbe l'autore di questo file audio. Lo abbiamo detto all'inizio, lo abbiamo detto tutta la giornata di ieri: non ascoltate queste notizie, non sono fonti ufficiali, men che meno arriverebbe un messaggio audio. Tutt'al più in un momento come questo, sapendo che le nostre televisioni sono in diretta, vi assicuro che utilizzerebbero uno strumento come le nostre televisioni per allertare la popolazione. Quindi ci sarebbero i megafoni, sarebbero persone ufficiali, ma siccome per fortuna questa condizione non si verifica e dalla giornata di ieri, addirittura anche di domenica sera, decine e decine di persone, ormai centinaia, sono state messe in sicurezza, garantendo loro un'evacuazione per evitare condizioni peggiori, appunto prima interverrebbe necessariamente questo tipo di operazione. Quello che sta accadendo o rischia di accadere ve lo stiamo raccontando. Ieri vi abbiamo detto appunto del rischio per il fortissimo vento e poi purtroppo in serata questo si è trasformato in tragedia, questo pericolo. Abbiamo il Ponte di Bassano in diretta o cos'è, Italo? L'immagine in diretta? Allora, vediamo il Ponte di Bassano in diretta. Sapete, uno dei più grandi attenzionati in queste ore proprio per i pericoli che sta vivendo lo stesso ponte, quindi si era in apprensione per il passaggio della piena del Brenta. Vediamo. Sì, Ferdinando, quello che state vedendo è il Ponte Vecchio, il grande malato bassarese che anche questa volta fortunatamente ha retto. La piena del Brenta, prevista attorno alle 22, è arrivata in realtà questa notte un po' più tardi, ma è rimasta più bassa del livello previsto, 3,74 m, quanto registrato a Cabarzizza, proprio la centrale appena a nord del ponte, decisamente inferiori a quei 4,40 m preannunciati e che preoccupavano, perché raggiunto quel livello si sarebbero allagate molte delle zone proprio qui vicine al Ponte Vecchio. Si tratta di alcune vie, quella in cui ci troviamo ora, via Macello, ma anche via Pusterla, via Volpato, via Cairizzo e via Porto di Brenta, che ieri sera attorno alle 21 sono state chiuse al traffico e che rimarranno chiuse, ha annunciato il COC riunito proprio pochi istanti fa, anche per tutta la giornata. Questo perché si attende che il livello del fiume Brenta si abbassi a tal punto da permettere di controllare gli argini. Si temono infatti possibili erosioni che potrebbero provocare proprio delle frane, dei crolli del manto stradale, per cui ovviamente ora si devono controllare i danni che sono stati fatti da queste ore, sono ormai tante, di piena del fiume Brenta. Per quel che riguarda il ponte invece, lì osservati speciali erano soprattutto i tronchi in arrivo da nord, non si sono avuti danni, monitorato costantemente, non ha proprio rilevato
segnalato particolari problematiche. Resta ovviamente chiuso il passaggio, quindi semaforo rosso, però fortunatamente a retto. Ad avere più danni in realtà è stata la zona della Val Brenta, e questo legato al forte vento che dalla tarda serata di ieri ha interessato la zona, tantissime le piante cadute e alcune sopra anche a tralicci dell'Enel. Questo ovviamente ha fatto sì che ci siano tuttora molte zone, non solo la zona di Santa Croce nel Bassanese, ma interi comuni quasi come Rossano Veneto, Cassola e poi soprattutto l'altopiano di Asiago tuttora senza luce. L'ospedale di Asiago sta lavorando ormai da moltissime ore con un gruppo elettrogeno e i tecnici Enel stanno cercando di risolvere quello in primis fra i problemi. Allagamenti soprattutto nella zona di Cismon, lì è l'unico punto in cui il fiume Brenta ha esondato, stiamo parlando della zona confine con Primolano, per il resto fortunatamente possiamo dire che il Bassanese se l'è cavata abbastanza bene. Noi, come detto, ora ci spostiamo proprio nella zona della Val Brenta, andiamo anche a vedere come sta la ciclopista inaugurata solo un paio di settimane fa, per cui se riusciamo ci rivediamo più tardi proprio dalla vallata. Restituisco la linea. Grazie, grazie a Barbara Todesco. Abbiamo visto tra l'altro anche molti turisti proprio a vedere, turisti dei fiumi in questo momento a controllare anche il livello del Brenta Bassano del Grappa. Quello che volevo mostrarvi ovviamente l'apporto dei nostri telespettatori, sono tantissimi. Il consorzio di bonifica, ci hanno girato un video del consorzio di bonifica Piave, lo vediamo insieme. Questa la situazione in altri punti ovviamente. Appena abbiamo pronta anche la diretta di Tiziana Bolognani mi fate sapere, così sentiamo dalla zona del Bellunese qual è la condizione. Vedo che sta inviando degli aggiornamenti. Questo ancora il Piave, allarme rosso ancora oggi, lo sarà per la giornata di oggi almeno fino al tardo pomeriggio immaginiamo. Questo è sempre Lorenzo Violin che ci invia i video del Piave, così come Samantha, il Piave a San Donà. Questa è una foto, ma adesso dopo aspettiamo che se per caso ci invia un video. Scusate, adesso eccolo qua. Questo ancora il Piave. Stavo cercando qualche altro scatto, per esempio. È uscito adesso, no, ha invaso un campo di Nervesa, però sapete che appunto le aree golenali è abbastanza normale, però questa foto sarebbe di Nervesa della Battaglia e qui in effetti appunto come vedete ci sono delle abitazioni anche. Questa dobbiamo cercare di verificare. Sarebbe un post come vedete, ma su questo ovviamente attendiamo verifiche prima di diffondere notizie. Cede un pezzo di una diga altrove, non è roba che riguarda noi per fortuna, e ovviamente questo è quello che ci raccontano anche i telespettatori. Continuate a farlo, ma dobbiamo essere però nella scelta anche di questi video, mi raccomando, vi prego, la serietà maggiore possibile. Fa caldo in effetti, raccontavamo, poi ci colleghiamo ancora con Marta, che poco fa c'era, non so quanti se ne saranno accorti in questa zona, per esempio a San Biagio di Callalta era uscito il sole e anche l'arcobaleno. Chi si ricorderà il 2010 si ricorderà anche in quel caso l'arcobaleno proprio nei giorni dell'alluvione del Veneto. A Fossalta, qua ci scrive Federico Rosani, ormai da 2 ore questa casa è sott'acqua a Fossalta di Piave. Ecco le immagini che ci ha mandato Federico Rosani, questa foto la vediamo ancora insieme. Grazie davvero a tutti i nostri telespettatori. Se possiamo andare da Marta facciamolo subito, ragazzi, basta alzare il volume. Io capisco perché lì è la priorità, appunto, guardare e sentire i rumori dal Piave. Altro fattore poi da tenere in considerazione appunto è quello del mare. Il mare, capire se il mare riceve o meno, anche in considerazione dell'alta marea, della massima di alta marea che è prevista, ci dicono all'incirca tra un paio d'ore. Come vedete sul ponte
Ci sono gli addetti del Genio Civile che stanno monitorando minuto per minuto la situazione per capire come evolverà. Ci diceva appunto il sindaco Dalla Montagna, fortunatamente arrivano buone notizie, nel senso che non sta più piovendo, lo scirocco nonostante non soffi più forte fortunatamente come ha soffiato da ieri pomeriggio e ieri sera fortissimo, e per questa notte comunque ancora c'è, lo testimoniano le temperature. In questo momento qui la temperatura supera i 20 gradi, fa molto caldo, è uscito anche il sole, e questa non è una buona notizia per quanto riguarda appunto il problema del deflusso dell'acqua al mare. Ecco, Nicola sta inquadrando l'area golenale la vedete è completamente allagata, completamente sott'acqua. All'orizzonte in fondo potete vedere quelle abitazioni. Nicola, se li vuoi riprendere lì sulla destra, ecco, sono proprio quelle delle quali ci parlava il sindaco poco fa, perché appunto l'acqua ha superato il primo piano ed è arrivata al secondo. Vediamo un elicottero che sta arrivando, sembra un elicottero credo dei vigili del fuoco, perché sono in molti che stanno monitorando naturalmente in queste ore la situazione. Fino a pochi minuti fa qui c'era anche il nucleo specializzato dei vigili del fuoco nel volo con i droni, che quindi con dei droni e con delle strumentazioni particolari stanno monitorando dal cielo la situazione in maniera tale da riuscire ad avere una visione d'insieme di quanto sta accadendo. Al di là dei soccorritori, qui come vedete, delle forze dell'ordine ovviamente, qui come vedete non c'è nessuno, e il silenzio quasi che si sente fa davvero impressione. Tra poco andiamo ancora da Marta. Io direi che Italo, ecco, tra poco torniamo ancora da Marta, perché mi arrivano ancora segnalazioni. Queste certo sono sempre aree golenali. Adesso non posso farvi vedere messaggi, ma sono amici e telespettatori che lo inviano direttamente al mio cellulare. Questa sarebbe la zona di Noventa di Piave, dove la prima appunto area golenale vicina poi all'argine più alto è già stata raggiunta, quindi invasa dalle acque del Piave. Questo è abbastanza normale, inevitabilmente. Il problema ovviamente è se supera quell'altro argine, quello più alto. Questo è Lorenzo Violin, l'avete vista la foto, mi pare che sia San Donà di Piave, vicino al Cinema Cristallo, ci dicono. Federico Rosani ancora ci invia un altro video, questa capanna era alta più di 2 metri, praticamente è tutta sotto, ci scrive Federico, e a tutti questi ribadiamo ovviamente, eccola qui la capanna a cui fa cenno, di non prendersi dei rischi in questi minuti appunto, e di essere davvero prudenti, stare vicino alle persone, gli uomini in divisa, protezione civile, vigili del fuoco, perché per documentare questo non possiamo far correre rischi ai nostri telespettatori, ovviamente, soprattutto ci interessa l'incolumità. Allora, allarme rosso del Piave, lo avete visto, sentito. Fammi sapere, Nicola, quando riusciamo poi a collegarci. Vi ricordo, tra poco, quindi poco più di 20 minuti, avremo Ilaria Marchiori in diretta da Marghera, dove il governatore Luca Zaia riferirà ancora una volta. Qui siamo, vedete il sole tra l'altro, quindi che ci sono le ombre. Oggi è vero, ha ragione a dire Marta Marangon, fa molto caldo e c'è il sole, lo sottolineavamo anche ieri sera con Giancarlo Iannicelli, meteorologo, come appunto il caldo di queste ore fosse significativo. Questo è il Piave a Belluno, ci dicono. No, questo non è il Piave a Belluno, eccolo qua appunto, e qui è un'immagine di un nostro telespettatore, Marco Guidotti. Sì, allora dopo ho inquadrato anche il fiume.
Novità sulla possibilità della chiusura delle scuole domani non lo sappiamo, probabilmente lo ascolteremo tra poco più di 20 minuti e quindi attendiamo insieme quello che ci racconterà il governatore Luca Zaia, perché probabilmente sarà quella la sede in cui sapremo se domani le scuole saranno ancora chiuse. L'argine a Ponte di Piave. Ed eccolo qua, e lo avete visto, l'acqua sembra davvero molto vicina. Guardate, vediamo se riesco a ingrandire questa foto, guardate, lo abbiamo visto molto chiaramente anche dalle immagini di Nicola Marcato e di Marta Marangon. Questo è Mirel che ci invia questa foto. Adesso ne mostreremo altre. Italo, riusciamo a collegarci ancora con Marta? Teniamo gli occhi puntati sul Piave, appunto qui a poche centinaia di metri da casa nostra, perché lì l'attenzione deve essere massima per quanto riguarda ovviamente il rischio esondazione. In questo momento sta passando l'onda di Piena e quindi è quello che stiamo aspettando tutti è di capire quel che accade. Sapete che la macchina ovviamente dell'emergenza è in campo. Marta c'è? Italo, mi fai sapere? Ok, allora aspettiamo, stiamo ripristinando il collegamento. Nicola, fammi sapere quando abbiamo le telefonate dei nostri inviati, perché anche la stessa Tiziana Bolognani ci ha aggiornato di 2 persone che, di cui non si avrebbe notizia, se non ricordo male, dalla giornata di ieri. 2 fortunatamente sono state ritrovate incolumi e questo è importante. Ora vi trovo la notizia. Eccola qua, c'è un disperso. Anzi, a Falcade, altre 2 persone, una donna e un ragazzo, invece sono stati rintracciati stamattina, stanno bene, quindi la prima in Agordino vi dicevamo, la seconda nel Cadore. Dicevamo un disperso a Falcade, notizia sulla quale dobbiamo ovviamente ora trovare ulteriori conferme. Samantha Salgarella ci invia questo video evidentemente da Instagram. Eccolo qua, ve lo mostriamo ancora, questo deve essere San Donà. Ora vedo la conferma, ma mi pare San Donà di Piave, e il Piave a San Donà, esatto, ed eccolo qui, ancora lo vedete in queste immagini. Grazie a tutti davvero che ci stanno dando una mano nel racconto. Nicola, mi fai sapere che abbiamo al telefono in modo da poter dare qualche notizia in più. Ovviamente anche il sindaco di San Biagio di Callalta, a pochi passi da dal Piave, in queste condizioni ha consigliato alla popolazione di salire ai piani più alti, e ovviamente l'unica cosa da fare in questo momento è attendere al sicuro, in sicurezza, ma attendere. Altro non si può fare, lo ha detto anche il governatore Luca Zaia, che tra circa 20 minuti sarà di nuovo in diretta su Antenna 3. Vi ricordo ancora come il Veneto abbia chiesto lo stato di crisi ufficialmente con gli incartamenti del governatore Zaia appunto ieri sera, e che purtroppo abbiamo avuto anche una vittima per questa violenta ondata di maltempo, che è Sandro Pompolani, 49 anni, un tecnico di chimica che a bordo della sua Lancia Musa ieri a Feltre, finito il turno di lavoro, stava tornando nel suo appartamento. È padovano di origine ma restava a Feltre, in via Cugliada, è stato travolto da un albero. Chiusa la postumia, lo avete visto anche dalle nostre immagini poco fa, e ci stiamo per collegare nuovamente con Marta Marangon. Guardate ora il Gazzettino, lo abbiamo detto in apertura della nostra diretta, ora la riporta anche il Gazzettino. La fake news: va fatto brillare il ponte. Capite che quando un imbecille diffonde una notizia di questo tipo, l'effetto può essere davvero pericoloso per la popolazione, quindi cercate di pensare in questo momento, quando un vostro amico vi inoltra un messaggio, un WhatsApp
una segnalazione, un sentito dire. In questo momento bisogna restare calmi, nessuna isteria. Torno a dirvi che eventualmente utilizzerebbero i canali ufficiali e eventualmente sfrutterebbero anche il nostro lavoro, ma chi va a diffondere una notizia come questa, che è la più grave sentita fino ad ora, che viene fatto brillare il ponte, è istigazione, è veramente un reato gravissimo, non ce ne dobbiamo anche rendere conto. Si fa un allarme, un allarmismo in questo momento di grande tensione che rischia di avere un effetto a catena. Avete sentito che il governatore Luca Zaia ha tutta l'intenzione di procedere poi anche per le vie legali, quindi non rendetevi complici di una diffusione di una notizia di questo tipo che ha una gravità, e così come di tutte le altre che da adesso in poi anche per il resto della giornata verranno diffuse, quindi evitate di essere partecipi. Chi c'è? Nicola, mi fai sapere qualcosa? Stiamo chiamando Tiziana. Tiziana, allora proviamo a collegarci con Tiziana. Facciamo sentire, Italo, facciamolo sentire, l'audio fake, in modo che doveste riconoscerlo, sapete che questa è una stupidaggine, e altre come queste, perché da adesso in poi, nel momento in cui lo faremo sentire, probabilmente questo imbecille genererà un audio differente, però questo è un fake. L'audio del video che gira, l'audio che gira in tutti i telefonini, molti telefonini, sulle scuole chiuse, sulle esondazioni, adesso girano alcune telefonate e le evacuazioni, se non previste, annunciate. Buonasera a tutti, a seguito dell'ultima conferenza tenutasi alle ore 20 in data odierna presso la Sala Prefettura della provincia di Treviso, si comunica ufficialmente che tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Treviso, Belluno e Venezia terranno stato di fermo, oltre che domani, martedì 30, anche mercoledì 31 ottobre 2018. Vi invito a rimanere sulle proprie abitazioni, salvo causa di forza maggiore. Cordiali saluti, il vostro dirigente della Protezione Civile Provinciale, Agostino Battaglia. Allora, a parte che si intuisce molto chiaramente come sia, secondo me, un ragazzo, un giovane che spera probabilmente di non andare a casa da scuola pur avendo una voce già da adulto, e questo può essere un rischio limitato, cioè quello delle scuole. Attualmente non c'è nessuna decisione sulle scuole aperte o chiuse domani, lo scopriremo probabilmente tra un quarto d'ora, quando il governatore Zaia riferirà, e lo seguiremo in diretta con Ilaria Marchiori. Quello che avete sentito appena adesso è un audio fake, è una piccola cosa, riguarda le scuole, va bene, è uno scherzo dei ragazzi che sperano di non andare a scuola anche domani, ma abbiamo visto e raccontato della diffusione di notizie gravi e false in queste ore. C'è Tiziana al telefono? Ok, Tiziana, buongiorno, Tiziana Bolognani. Allora, hai riferito poco fa di una persona dispersa a Falcade, su questo hai conferma? Ci sono novità? Sì. Sì, in questo momento no, si sta cercando una persona dispersa, un uomo. Pronto? Sì, vai Tiziana, vediamo se riusciamo ad alzare il volume in studio, prego. C'è questa persona dispersa a Falcade di cui non si hanno notizie da ieri sera, e invece è rientrata l'allerta per una donna data per dispersa nella serata di ieri, doveva recarsi in ospedale ad Agno, dove è rimasta bloccata a Bolzano, una è riuscita No. Aspetta Tiziana, ecco, perché la linea è molto disturbata, vai, ripeti pure, vai. Allora ti stavo dicendo che questa donna che doveva andare in ospedale ad Agordo ieri sera è stata bloccata da Boscana, che è una stazione di San Tommaso Agostino, è riuscita ad avvertire i familiari, poi però più nulla. Questa mattina fortunatamente è stata rintracciata, così come è stato rintracciato un ragazzo di cui non si sapeva niente da ieri. Questo invece è accaduto a Venas di Cadore. Per quanto riguarda l'emergenza, voi sapete, ieri ne abbiamo parlato nel corso della diretta, c'è da registrare purtroppo la vittima, l'uomo, il 49enne padovano, che è morto ieri sera a Feltre quando con la sua auto stava transitando lungo la Cugliada. Uno dei tanti platani che la tromba d'aria ha abbattuto è finito sopra la macchina schiacciandola. Non c'è stato scampo per Sandro Pompolani, nato e residente a Padova. Ci sono feriti
ci riferiscono dal SUEN 118 in diverse parti della provincia. Tiziana, ti chiedo proprio... scusa un flash perché dobbiamo ricollegarci poi con il Piave dove c'è Marta Marangon. Ieri sera ci hai descritto, lo vedevamo ed era impressionante, no? Il Feltre. Oggi sono arrivati, c'è l'intervento, abbiamo raccontato delle torri faro, abbiamo raccontato delle idrovore in arrivo, il soccorso della protezione civile, cioè li vedi al lavoro sulle strade del Bellunese? Sì, stanno lavorando, Molto sta bene. lavorando alla Cremente. In questo momento sono a Lambiori dove il Piave ha rotto gli argini, si è mangiato praticamente la quasi totalità del parco fluviale che d'estate è utilizzato per i picnic e che tanta fatica era costata all'amministrazione comunale, al genio civile, ai servizi forestali per riportarlo alla bellezza, no? E alla sua naturale, anche la sua naturale funzione. È impressionante. Ha tracimato o ha rotto l'argine? Esatto, ha rotto l'argine è completamente devastato, ti posso dire in questo momento lo sto a spanne, posso dirti che sarà circa 200 metri di argine completamente rotto e ha eroso tutto il terreno circostante. Io tra un poco mi sposto lì vicino, naturalmente in sicurezza, per farvi vedere la devastazione. Tiziana, ci ripeti dove questo, in che punto? A Lambiori, zona in cui l'Anfa del Piave fa una grande curva, siamo nella zona degli impianti sportivi e nella notte proprio in questa zona via Alzaia sono state evacuate le famiglie che hanno casa proprio a ridosso dell'argine del fiume, così come a Borgo Piave e Borgo Pra, che sono diciamo le località di Belluno che stanno proprio ai piedi della città, del centro storico e della città nuova. Allora aspettiamo qualche immagine se ci puoi aiutare. Grazie davvero Tiziana, ci hai dato una notizia importante, allo stesso tempo inevitabilmente preoccupante. Grazie a Tiziana Bolognani, quindi ci ha riferito addirittura 500 metri di questo argine che ha ceduto a Lambioi, ha allagato un'area golenale, bene, questo previsto, va bene, basta che ovviamente gli effetti poi non siano più devastanti, però questa è una notizia forte chiaramente e che ci preoccupa. Ora aspetteremo di potervi mostrare anche queste immagini. Riusciamo ad andare di nuovo da Marta, anche perché tra poco davvero ci dobbiamo spostare poi subito a Venezia, dove c'è Ilaria Marchiori a seguire la conferenza stampa del governatore Luca Zaia insieme al capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli per fare il punto, e di certo si parlerà anche di quel che ci racconta Tiziana Bolognani a Lambioi, ovviamente con la rottura di questo argine sul Piave proprio quando fa una curva, un'ansa. Allora subito Marta. Pronto, qualcuno mi sente? Vai Nicola, cerchiamo di non dire. Sì Ferdinando, eccoci, siamo nuovamente. Sì, Ferdinando, buongiorno nuovamente da Ponte di Piave. Noi siamo qui in uno dei punti più critici della provincia di Treviso per tutta la situazione del Piave, perché proprio in questi minuti sta continuando a passare l'onda di piena. Il livello del fiume si è leggermente alzato rispetto al precedente collegamento. Qui con me c'è il direttore Massimiliano Guidotto dei Vigili del Fuoco, del Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso. Allora, com'è in questo momento la situazione che voi state monitorando costantemente, minuto per minuto, anche con l'ausilio dei droni? Stiamo monitorando la situazione, che al momento non presenta particolari criticità in quanto l'acqua del Piave sta defluendo, anche se le luci sono completamente ostruite del ponte ferroviario, che è monitorato a vista dall'ente ferrovia che è sul posto, dall'RFI Italia, e che quindi con il quale siamo in stretto contatto. Stiamo monitorando un po' la situazione, l'onda di piena sta passando, speriamo che vada tutto bene, incrociamo le dita.
Ecco direttore, le previsioni esattamente quali sono? Nel senso c'è un momento nel quale si potrà tirare un sospiro di sollievo o è ancora così lunga la situazione? Nel senso poco fa sentivamo il sindaco di Zenzon di Piave che ci dice il mare non riceve in questo momento, quindi fra 2 ore circa, 1 ora e mezza è prevista la massima di marea e quindi il rischio è che si crei questa sorta di tappo che quindi non consenta all'acqua di defluire. Guardi, io ho le ultime notizie dal centro coordinamento soccorsi che è istituito presso la sala di protezione civile unificata, da cui ho parlato con il mio comandante provinciale e mi sta dicendo che questo trend sarà un po' continuo, ma tendenzialmente a decrescere, quindi si andrà migliorando. Queste sono al momento le previsioni, che purtroppo sono delle previsioni perché non possiamo fare una stima precisa di quante sarà il tempo di durata di questa onda di piena. Saranno più precisi nel prossimo pomeriggio perché anche il Genio Civile è attivato, sta facendo le necessarie valutazioni e simulazioni del caso per avere la certezza e anche la quota più prossima per dare rassicurazione anche alla cittadinanza. Ecco direttore, per quanto riguarda la situazione degli argini, perché voi siete naturalmente impegnati anche con, penso, tutti gli uomini e i mezzi disponibili in questo momento lungo gli argini del fiume, ci sono dei punti nei quali si sono aperti dei fontanazzi e quindi anche lì si è con il fiato sospeso. Sì, insieme alla protezione civile sia regionale e il volontariato di protezione civile e anche tutto il meccanismo che è il sistema di protezione civile stiamo provvedendo anche alla sacchettatura di queste zone, di queste coronelle, di eventuali sifoni per arginare il più possibile eventuali criticità che si possono verificare sugli argini. Al momento quanti uomini stanno lavorando, direttore? Perché abbiamo visto anche i mezzi anfibi, siete mobilitati veramente con tutte le forze in campo. Guardi, noi abbiamo i turni di servizio raddoppiati già da giornata di ieri e inoltre poi c'è uno schieramento molto vasto di protezione civile, di servizio di volontariato, sia il Genio Civile, quindi è una marea di persone che si sono mosse per questo evento che potrebbe creare delle difficoltà e delle criticità. Grazie mille direttore per essere stato con noi, per aver contribuito. Ferdinando, noi siamo qui, stiamo monitorando la situazione, poco fa abbiamo sentito il sindaco di Zenzon di Piave che appunto ci parlava della situazione nel suo comune, il comune a valle del ponte, e qui è stata una notte veramente difficile e drammatica perché praticamente l'85% delle abitazioni dell'area golenale sono andate sott'acqua e stiamo parlando di case che hanno dentro, ci diceva il sindaco, circa 6 metri d'acqua, quindi praticamente l'acqua arriva al secondo piano. Qualcosa si può intuire dalle immagini che sta facendo Nicola. Fortunatamente non sono molte queste abitazioni e non sono molte le persone, perché stiamo parlando all'incirca come numeri di una ventina di famiglie. È chiaro comunque che per queste persone la situazione è davvero difficile e davvero drammatica. Sì, scusa, ti devo lasciare perché ci colleghiamo con Ilaria a Marghera, quindi resta lì, appena hai novità ci colleghiamo con te, ti saluto solo per qualche minuto, tra poco sarà pronta la conferenza stampa, cercavo di mostrarvi alcuni video, li stavo preparando ma non ci sono riuscito, anche perché la nostra Tiziana Bolognani è arrivata sul posto. Ci sembra un'esondazione, a dire il vero, e questo sarebbe meglio, là dove il Piave fa un'ansa a Lambioi, come diceva lei. Grazie Daniela Sizia. Salvini, confermato il piano assunzioni di Vigili del Fuoco, questa è una notizia importante nella giornata di oggi. Avete visto anche noi, mancando l'energia elettrica, insomma siamo ancora in onda grazie ai nostri generatori, l'impegno è massimo perché abbiamo le nostre televisioni tutte in diretta. Dunque, Piave, il sindaco del Trevigiano, andate ai piani alti, questo l'avevamo detto, Cappelletto,
Adesso anche Moreno Rossetto, il sindaco di Breda di Piave, che ha invitato tutta la popolazione rivierasca delle località Saletto, San Bartolomeo a salire sui piani alti delle proprie abitazioni almeno sino a quando l'allerta non sarà cessata. Contemporaneamente ha prolungato la chiusura di palestre e impianti. Quando c'è Ilaria ditemelo pure. Rispondo anche a Paolo Papettanana. A Paola, scusate, per cortesia, visto che stanno girando tante bufale, ci dite se le scuole domani sono aperte? Di voi ci fidiamo ciecamente, grazie mille. L'ho detto, per ora non si sa nulla. Perché questa notizia? Quindi è inutile che ascoltiate gli imbecilli che inventano i messaggi audio in un momento di gravi difficoltà come questa. Contemporaneamente il sindaco ha prolungato la chiusura di palestre e impianti sportivi anche per tutta la giornata odierna, il tutto in accordo con l'ordinanza della prefettura riguardo la chiusura delle scuole e la misura di sicurezza da tenere. Ieri notte Rossetto aveva emesso l'ordinanza di evacuazione degli edifici ubicati in via dei Casoni, via delle Grave, via del Passo, via del Molino. Liberato l'accesso per l'autobotte del gas all'ospedale di Agordo. Questa è una notizia importante, l'intervento di una potente pala meccanica che ha aperto la strada a un'autobotte carica di gasolio rimuovendo ostacoli e detriti presenti lungo la strada regionale Agordina. Allora, a Paola Papettanana rispondiamo che appunto allo stato attuale non si sa ancora per le scuole se siano aperte o meno, ma adesso stiamo vivendo un'altra emergenza che è quella del Piave e la continueremo a seguire ancora per vedere se davvero c'è questo rischio che esondi o meno. Sono momenti delicatissimi. Possiamo andare da Ilaria? Perché non vedo la telecamera pronta. Non sono ancora... Ok, allora ecco, è quasi pronta la conferenza stampa, almeno una collega seduta immaginiamo, da quello che vediamo in queste immagini. Vediamo ancora Federico Rosani cosa ci invia qui. Credo sia sempre il Piave, altro punto, ponte ferroviario, che sapete che è quello che è stato chiuso in queste ore, invasa ancora l'area golenale, come vediamo dalle immagini. Guardate il sole, è impressionante, il sole che splende in questa zona, e appunto poi un'altra area, questa è San Donà. San Donà, mi sembra di riconoscere San Donà di Piave. Lorenzo Violin ci dice ancora impressionante in questo video, però dove siamo qua Lorenzo? Qui siamo più su in montagna ancora, una delle cascate ovviamente del corso del fiume. C'è Ilaria? No, stiamo aspettando, ci siamo, mi dice Ilaria, quindi proviamo il Piave in zona nervesa come preso, bisogna pazientare, rispondiamo a Isabel De Marchi, abbiate pazienza e state in sicurezza. Allora, centinaia di messaggi anche su Facebook, risponderemo, grazie per i commenti. Vai Ilaria, allora atteso tra pochi istanti, governatore? Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Il governatore è già arrivato ma sta facendo un attimo il punto. Ci troviamo qui nella sede regionale della Protezione Civile a Marghera, dove appunto si parlerà, si farà un attimo, si cercherà di capire qual è la situazione. Una situazione che è grave in molti territori della nostra regione. A breve ci saranno infatti il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l'assessore regionale alla Protezione Civile Bottacini e poi il Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli. Io vi aggiorno anche su quella che è la situazione dell'acqua alta a Venezia. Ha iniziato a scendere, ha previsto un picco alle 15:30 di 110 centimetri, dunque minore rispetto a quanto abbiamo visto ieri quando sono stati toccati i 156 centimetri. Ora, se non ci sono altre domande dallo studio, noi ci sistemiamo in modo che a breve avrete tutta la conferenza stampa qui nella sede regionale della Protezione Civile a Marghera, dove ci illustreranno quello che accadrà nelle prossime ore e quali sono i pericoli per determinate zone della nostra regione. Sappiamo che appunto, come state documentando già da ore, la situazione del Piave è allarmante. Grazie. Allora, grazie a Ilaria Marchiori. Facciamo così, siccome è pronto il governatore Luca Zaia di fatto, quindi tra pochissimo sarà in diretta su Antena 3, continueremo a seguirlo. Facciamo una pausa pubblicitaria, davvero un minuto, e torniamo in diretta per seguire la conferenza stampa di Luca Zaia. Tra poco.